Mitigazione perché non c'è nessun motivo per cui un intervento, una volta che lo si decida di fare, debba essere fatto in maniera che non sia attenta ad ogni possibile esigenza. Per farlo abbiamo pensato di tagliare la testa al tono, e cioè siccome abbiamo sentito più volte discutere sulla migliore o peggiore utilizzazione dell'area a est o ad ovest della pista, abbiamo chiesto che, pur partendo con il progetto che l'amministrazione americana ha già presentato e che voi conoscete, quindi che utilizza la parte est che utilizzerebbe la parte est dell'area del Molina ad est della pista, noi chiederemo, l'amministrazione, il bando di gara chiede ad ogni partecipante di fare un'offerta anche per l'eventuale utilizzazione dell'area ad ovest. L'offerta significa che va studiata ogni possibile verifica di tutte le eventuali difficoltà. Mi pare che in questo modo il budino, se è buono lo mangeremo, se invece ci accorgiamo che il budino non è buono ci fermeremo, perché oggi siamo nella fase in cui qualcuno dice che è buono, qualcuno dice che è meno buono, che ci vuole tanto a farlo, che costa tanto e così via. È meglio che sappiamo esattamente che abbiamo di fronte, e in quello, voi capite, in un iter quindi che non fa perdere un solo minuto al processo, consentirà anche di mettere a disposizione di tutti noi delle valutazioni che oggi possono essere solo affidate alle impressioni e non alla cosa concreta. Siccome questo, ripeto, in queste poche settimane di lavoro a Vicenza mi è stato praticamente ossessivamente ripetuto come un possibile test di confronto, anche proprio di confronto tra le cose, questo sarà studiato e avremo a disposizione un prodotto di questo lavoro che si è avviato da ieri, sarà anche questo.